Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati in questo mercoledì 15 aprile. Partiamo oltreoceano, Wall Street, e vediamo Standard & Poor's, andamento positivo, una percentuale in verde dello 0,41%, una quota punti di 6.996, 48.355 la quota punti per Dow Jones, negativa la percentuale, meno 0,37%, 0,70% per Nasdaq, una quota punti di 26.023, 2.707,8 Russell 2000 0,07%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, 18,05, negativa la percentuale, meno 1,74%. Ma spostiamoci a vedere il valutario. Dollaro 98,05, euro dollaro 1,18, il cambio sterlina dollaro 1,35. Passiamo alle materie prime, partiamo dall'oro, al momento non cresce, meno 0,97%, 4.794 all'oncia, 92 i dollari al barile per il petrolio, 0,78 la percentuale. Titoli di Stato, BTP Bund 77,060. Vediamo le criptovalute, partiamo dai bitcoin, 73.648 dollari, 2.323 sono i dollari per Ethereum, entrambe con percentuali negative. Per essere precisa, per Ethereum meno 0,05%, Bitcoin meno 0,75%. Sono le 17.31, si sono quindi concluse da un minuto esatto le contrattazioni in piazza affari. Vediamo come chiude l'Eurozona per questo mercoledì, in questo mercoledì 15 aprile. Chiude con percentuali negative tranne per il DAX. Partiamo dal DAX che chiude con una percentuale dello 0,18, una quota punti di 24.087. Il mercato inglese chiude con una quota punti di 10.572, una percentuale negativa del meno 0,35%. Meno 0,53% per l'Ibex 35, la quota punti del mercato spagnolo è 18.189. Proseguo con il mercato francese, 8.280 la quota punti, meno 0,57 la percentuale. Vediamo l'indice di casa nostra. Piazza Affari chiude in negativo con una percentuale del meno 0,01%, una quota punti di 48.170. E infine lo Stoxx 50, che è molto indicativo perché ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una giusta percezione, ci dice questo: chiude con una percentuale negativa del meno 0,66%, una quota punti di 5.944. E questi gli aggiornamenti, io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.